65, quasi 50.000. Tanti sono in Veneto i pazienti affetti da demenza, il 50% dei quali vittime dell'Alzheimer. Garantire loro e ai loro familiari una vita dignitosa e per quanto possibile serena è un'impresa oggi affidata alle strutture assistenziali come la casa di riposo San Pio X di Romano Dezzelino, che attualmente ospita anche una 60ina di anziani. Credo che il sistema sociosanitario regionale sia stato pensato proprio per far sì che le famiglie possano trovare dei momenti di tranquillità inserendo o nel diurno o nel residenziale i loro familiari. Grazie all'aiuto della Regione, che interviene con le cosiddette quote sanitarie, il costo può rimanere contenuto per le famiglie che sanno di poter affidare i loro cari a mani esperte. Oggi il bisogno cambia da settimana in settimana, da mese a mese, e quindi bisogna variare quelli che sono i piani di assistenza, i piani di lavoro, per fare in modo di andare sempre più incontro agli anziani. Lo sa bene il direttore della casa di riposo San Pio X, che da sempre nelle sue strutture è in grado di far convivere la gestione carismatica, attenta ai bisogni degli ospiti, con quella economica. Necessariamente oggi non si può parlare di gestione carismatica senza gestione economica, in quanto comunque a fronte di bisogni sempre più crescenti da parte degli ospiti le risorse purtroppo sono sempre più scarse. La struttura, che ospita anche un centro diurno integrato riservato a 10 anziani non autosufficienti e può contare su importanti spazi esterni, fa dell'ospitalità la sua carta vincente. Se dovessi racchiudere con poche parole quella che è la mission della struttura, la mission è proprio quella di perseguire delle prestazioni ad elevata qualità socioassistenziale, cercando di valorizzare la persona anziana.